I podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912, la calciolecco day by day. Oggi è mercoledì 6 agosto 2025. Oggi, come ben sapete, è anche un match day, perché quella odierna è la data legata al quarto test pre-stagionale tra il Lecco e la nuova Sondrio Calcio. Serie D, buona squadra di Serie D, mi viene da dire, penso e presumo, perché anche quest'anno, così come è successo l'anno scorso, la società valtellinese ha adottato una politica di veramente profondo rinnovamento, di tanta ricerca all'estero, ma come ben sapete, perché lo diciamo tutti gli anni, considerato che questa amichevole si protrae ormai da 3, 4, 5 anni, hanno fatto tanti ingressi dall'estero, addirittura in eccellenza, ma anche dopo l'approdo in Serie D avevano preso un blocco di giocatori argentini molto forti, tra l'altro dal punto di vista tecnico, sicuramente molto forti dal punto di vista agonistico, tanto è vero che la prima volta è finita in rissa, e hanno preso questo tipo di politica, hanno pescato tanto anche dai Balcani, hanno avuto operazioni finite bene, finite male, discreto casino, permettetevi di dire in estrema sintesi. Comunque la squadra che parte per fare un buon campionato di Serie D, ha disputato anche delle amichevoli di prestigio, perché ha giocato col Pisa, ha comunque giocato con delle squadre professionistiche, ad esempio l'Atalanta Under 23, quindi ha fatto un percorso da sparring partner sicuramente molto interessante. Arriverà a questa sfida anche abbastanza rodata la squadra, e sono curioso perché, per come la vedo io, per il Lecco sarà un test più interessante e significativo di quanto non le rispettive categorie di appartenenza siano in grado di dire a bocce ferme. Calcio d'inizio alle ore 18, luogo della sfida stadio Idealità di La Valletta Brianza, frazione di Rovagnate, lì a casa Lars Rovagnate, che ha ospitato il Lecco a maggio per la prima volta. Il Lecco si è trovato molto bene in questa struttura, ci torna per richiesta diretta, è stato accolto volentieri, mentre parallelamente prosegue la ricerca di una struttura alternativa che possa dare la possibilità di allenarsi su un campo in erba naturale. Tra l'altro proprio ieri ho visto che è uscito il bando di gestione del centro sportivo di Dolzago, la guardiamo, ci sono dei tempi tecnici non brevi comunque, perché sono legati alla pubblica amministrazione, però ecco, sicuramente è un'opzione che è stata addocchiata. Poi che questo effettivamente possa diventare il luogo di approdo dell'attività della prima squadra guidata da mister Valente non lo diciamo, perché sarebbe una grande fuga in avanti. Sicuramente è una possibilità che viene tenuta tra quelle poche in realtà sul tavolo. Ne abbiamo parlato anche ieri, ne abbiamo parlato a spot durante questi mesi, queste lunghe settimane. Per quanto riguarda appunto la nostra amata calciolecco 1912, quello odierno potrebbe essere anche il primo test per Marwan Critta, che non ha ancora fatto un minuto in queste prime 3 uscite, ha avuto un problema all'anca, si è allenato già a ridosso della sfida col Padova. Mister Valente ne ha parlato, ha detto avrebbe anche voluto giocare, non sembrava il caso, adesso semplifico il ragionamento, quindi mi aspetto di vederlo in campo per una porzione di match, anche perché oggi è il 6, siamo a 11 soli giorni dalla prima gara ufficiale della stagione 2025-2026, quella che opporrà il Lecco all'Ospitaletto nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. Ancora una volta quindi il Lecco avrà una neopromossa, l'anno scorso era una squadra totalmente nuova come il Milan Under 23, quest'anno sarà una neopromossa in tutti i sensi, però
poi quel match si riproporrà 6 giorni dopo per la prima di campionato alle ore 20:45 in quell'occasione, al sabato. Quindi rovagnate per tanti motivi, sarà un test significativo. Ripeto, ore 18 il calcio d'inizio, stadio Idealità di Rovagnate, lungo la strada statale 342 Briantea. Non si può sbagliare proprio per niente, perché è la principale strada del territorio. Ancora da definire il match del 9 agosto, ad ora programmato alle ore 18. Magari qualcuno dirà: beh, se non c'è vado al mare prima. Posso anche ragionare su questo tipo di possibilità, però appunto si va ormai a concludere il programma prestagionale blu-celeste con questo quarto appuntamento, e oggi di fatto l'ultimo, perché appunto il match in programma il 9 agosto rimane tutto da definire, almeno dal punto di vista pubblico. Ieri vi abbiamo dato su LCN Sport le fotografie esterne dei lavori in corso allo stadio Rigamonti Ceppi. Si lavora sul fondo in erba sintetica, si va a lavorare poi per mettere anche dell'erba naturale. Quindi nel 2018 avevamo parlato di intaso piantabile in maniera molto volgare, me ne rendo conto. In questo intaso ci sarà una piantumazione che dovrebbe ammorbidire e rinforzare il terreno di gioco. Ce ne sono di terreni di gioco ibridi misti, altro che se ce ne sono. Cesena è un campo di questo genere ed è un tappeto, assolutamente un terreno di gioco bellissimo che abbiamo frequentato nel clamoroso mese di giugno 2023. Però ecco, sono dei lavori che comunque cambieranno in maniera sensibile il fondo dello stadio Rigamonti Ceppi. Non è un intervento banale, quindi aspettiamo di vedere all'opera questa nuova tecnologia a disposizione della squadra bluceleste. Poi ci giocherà anche la primavera 2, che il 20 debutterà contro la Salernitana in Coppa Italia. A breve inizieranno i lavori sul campo, nel senso che inizierà la stagione della squadra di Mazzoleni, che vorrà confermarsi nella categoria superiore. Mazzoleni evidentemente avrà degli elementi molto rodati già ai suoi ordini, come Papotti, Micali, Anastasini e Di Bitonto, che però immagino continueranno a allenarsi al piano superiore, al di là del fatto che poi giocheranno delle gare con la primavera 2. Quindi di fatto questo stadio noi l'abbiamo visto evolversi in quest'estate, ma tanti di voi lo troveranno non poco cambiato quando ci entreranno fra 11 giorni. Pedana per i disabili, laboratorio dello staff, nuovo fondo. Non sono successe proprio poche cose poi impattanti, tra l'altro, su una partita di calcio e anche sulla distribuzione dei tifosi sugli spalti. Ricordo che poi 1500 abbonamenti sottoscritti sono il 7° dato della categoria, non propriamente così una cosa che piove dal cielo e che puoi far finta di non vedere. Il 7° dato della categoria è tanta roba, al di là di tutto. Parliamo della seconda giornata di campionato. 30 agosto il Lecco alle ore 18 dovrebbe giocare contro la Triestina che ieri ce l'ha fatta, ha iniziato la stagione 2025-2026. 22 giocatori convocati allo stadio, perché ieri la Triestina ha iniziato con il primo allenamento al Nereo Rocco. Kit senza logo, perché ricordiamo che il centro coordinamento clubs ha ripromesso a più riprese con questa proprietà: noi non concederemo l'uso gratuito del nostro storico logo, quello con l'alabar. Quindi il quarto tentativo, sì, la Triestina ha iniziato a lavorare, i giocatori erano anche obbligati a rispondere alla convocazione, gli è stato pagato il netto, fino al 16 c'è tempo per pagare il lordo, quindi 1 mese e mezzo per trovare altre nuove ingenti risorse e tamponare una falla tutt'altro che banale. Quindi apparente normalità, ma solo apparente normalità allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Non hanno comunque partecipato Voca, Pedicillo, Chine, Borriello, pagato sa Dio perché
insieme a Correia, che è l'unico, almeno a vedere così, possibile giocatore cedibile con una risposta importante da chi lo vuole comprare. Fra 10 giorni loro dovrebbero giocare in Coppa Italia con l'Arzignano. In cosa è consistito questo allenamento? Qualche test fisico in palestra, ho visto un video dove mi sembrava molto presente lo Scazzo. Oggi doppio allenamento al Gresar, che è lo stadio limitrofo dove gioca la Primavera, quindi questo è un po' il report che vediamo con frequenza quasi quotidiana di quello che succede a Trieste, anche perché appunto fra poco più di una ventina di giorni dovremmo affrontarli, quindi è una situazione che incuriosisce. Comunque il fatto che abbiano iniziato a lavorare, che ora inizieranno con gli allenamenti veri e propri, mi viene da pensare che ci porterà ad andare a Trieste il 30 di agosto, e quindi in questa situazione di apparente, ma solo apparente normalità, è iniziata anche la stagione della 20ª squadra del girone A di Serie C. È una categoria che ha tantissime difficoltà. Il Foggia soffre, la Ternana soffre, a Rimini Baldini e il suo staff non si sono presentati perché non hanno firmato il contratto. Ci sono tantissimi dubbi sulla solidità della società, che ieri sera molto tardi ha fatto un comunicato stampa, e quindi è veramente una categoria che ha criticità da nord a sud, dall'estremo nord all'estremo sud, gigantesca, pagliacciata sarà anche quest'anno. Penso che ve ne siete accorti tutti e dubito che questa affermazione verrà smentita. Per quanto riguarda il mercato, ieri è uscita la notizia di Salvatore Monaco che avrebbe trovato un accordo con il Livorno. Allora, mi risulta che sia una notizia affidabile, quella rilanciata dai colleghi di tuttomercatoweb.com, quindi il centrale classe 92 sì, ha un accordo di massima con il Livorno. Mi risulta d'altro canto che comunque Lecco non abbia intenzione di partecipare ad aste, perché poi c'è sempre questa pratica molto poco simpatica del trova un accordo con te, trova un accordo con un altro, vediamo chi fa più la differenza sul dettaglio, che può essere anche banalmente la commissione da riconoscere al procuratore, e mi porta con sé. Ora che Monaco sia proprio uno dei grandi esponenti della categoria calciatori mercenari, penso di non dovervelo spiegare. Vi ricordo che in qualche stagione fa si rifiutò di trasferirsi anche al Cesena, che poi affrontò il Lecco nel playoff, nella semifinale playoff, cioè rifiutò delle destinazioni che gli avrebbero dato delle grandissime prospettive di carriera, almeno sul medio breve termine, per rimanere a Padova a incassare uno stipendio lauto, per carità, ma giocare 3 partite di Coppa Italia in tutta la stagione. Quindi poi non sto a discutere sul valore del calciatore o meno, queste pratiche onestamente a me non piacciono. Mi risulta comunque che anche la proprietà e la dirigenza più in generale si sia stizzita per questo tipo di comportamento. Il Lecco l'anno scorso ha aspettato giocatori ben oltre una ragionevole attesa, vedasi Arturo Ionizza, che appena avuto l'occasione ha salutato e se n'è andato a Trieste per poi immagino pentirsene, mentre quest'anno il Lecco non ha partecipato ad aste, non l'ha fatto per Martic, non l'ha fatto per Battistini, non l'ha fatto per Zanellato, e poi ognuno ha fatto le proprie scelte. 2 su 3 sono rimasti, il terzo ha preferito ancora sondare il mercato, il quarto, che può essere tranquillamente Monaco all'interno di questo ragionamento, probabilmente andrà a Livorno. Se così non sarà, insomma, troverà un'altra destinazione. Però su Lecco evidentemente le quotazioni sono in sensibile ribasso dopo quello che è stato un ultimo contatto che c'era stato durante il fine settimana, nella giornata di sabato, durante la giornata di Padova-Lecco. Però i soldi sono importanti, però magari è importante sempre anche capire che progetto è davanti. A Livorno oggettivamente penso sia incontestabile, non tira una bella aria tra proprietà anche al suo interno e la tifoseria, che non le manda mai a dire, particolarmente in questo momento. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.